scelto come scuola superiore l'Istituto Alberghiero qui ad Abano Terme, e con la specializzazione di pasticceria. È stata sempre la mia passione fin da quando ero anche più piccola. Finiti i 5 anni ho fatto la maturità e ho iniziato questo lavoro subito, insomma. Sono stata dipendente una decina d'anni e poi finalmente ho trovato l'occasione e ho deciso di mettermi in proprio. Quindi insomma neanche 30 anni ho iniziato questa nuova avventura. È sempre stato proprio questo il mio sogno, non una cosa magari grande, ma una realtà piccolina da gestirmi, da quindi decidere io cosa, come fare, quello che insomma più mi piaceva fare, poterlo mettere sul lavoro che purtroppo insomma ovviamente da dipendente non si riesce a fare. La pasticceria Dolce Gloria si trova ad Abano, zona turistica, soprattutto a valenza di tedeschi che amano i nostri biscottini, insomma pasta di mandorle, amaretti. Come linea di prodotti faccio sia la tradizione, che appunto viene richiesta dai turisti, quindi dolci del territorio, sbrisolona, dolce del santo, zaetti, fino insomma ad arrivare anche a elementi di cake design, torte moderne che vanno di questi periodi insomma. Io sono dell'idea che la scuola innanzitutto è fondamentale, magari quando si è più giovani non se ne rende conto perché magari si pensa un po' più ad imparare la pratica del mestiere, quando in questo è veramente importante, perché si parla anche un po' di chimica, è importante molto la teoria che la scuola ti dà. Credo che per riuscire insomma, ad arrivare ad avere questo risultato come me insomma, sia fondamentale la passione che poi viene riappagata anche dal riscontro insomma, dei clienti. Questo dà la forza a me personalmente di andare avanti, supportato dalla passione che quella deve esserci. Mi appoggio al Confartigianato perché insomma, come categoria mi trovo bene. C'è la possibilità insomma, di avere molti corsi offerti da loro proprio perché ovviamente la scuola dà una base ma il mondo, le cose vanno avanti quindi serve un aggiornamento costante. In più spesso organizzano iniziative insomma, per il nostro settore a cui fa piacere partecipare.